Di Cetraro sono in subbuglio. La strada che collega le loro case al centro della città e che porta ad Acquapese è dissestata e pericolosa. Il comune intervenga, dicono, altrimenti non pagheremo le tasse. Anna Rosa Macri. Il mare di Cetraro, bello anche d'inverno, non si nasconde mai alla vista mentre ci inerpichiamo su per una stradella stretta, difficile e pericolosa verso le contrade Fiscolini, Carcarula e Zampolo. Vivono qua decine di famiglie, molti emigrati di ritorno, gente che ha lavorato all'estero e che è riuscita a farsi una casa. La pazienza ce l'ha nel DNA, ma adesso davvero non ne può più e minaccia di non pagare le tasse se le condizioni della strada non saranno migliorate. A volte noi dobbiamo uscire e rimandiamo con mia moglie, cioè dove andiamo? Che già la macchina, abbiamo una misera macchina e quando lei viene 2 o 3 volte al giorno, già quando è la sera non c'hai più la macchina. Allora molte volte dobbiamo uscire, evitiamo anche di uscire perché ci hanno abbandonato qui in questa zona e nessuno, come quando non esistiamo. Io ho visto che lei ha messo in vendita questa casa, c'è un cartello vendesi? Sì, certo, ho messo in vendita perché io, a parte che ho distrutto 4 macchine, secondo, non si può transitare con una strada così molto pericolosa. Lungo uno di questi ponti, la Renazza, qualche mese fa una macchina fu inghiottita da uno smottamento e ci fu un morto. Anche gli altri ponti non sono in condizioni buone. Io per salire in macchina è una mulattiera. Non chiamiamo la strada perché penso che anche gli asini si rifiutino di salire. Purtroppo è l'unica strada. Ogni volta che si scende rischi la macchina. Rischiamo di rompere la macchina. E se deve arrivare fin qua, non so, un'autoambulanza, un mezzo di soccorso? Non se ne parla proprio. Poi c'è un ponte fatto forse più di 50 anni. Quel ponte abbiamo paura che si può rompere, può succedere qualcosa. Rivolga lei un appello al sindaco, al comune? Sanava pure per le zone nostre, signor. Non è fa solo il lungomare, solamente alle paesi. Anche noi siamo persone che pagano le tasse come tutti. Abbiamo un lungomare, sì, è la comunità europea che stabilisce i soldi, io non lo voglio sapere, però io penso che è più necessario. Se tu hai una casa e non la puoi abitare perché hai disagio, che ne fai del lungomare? Poi ti stai a lungomare a dormire la notte. Un corteo di auto che procede